Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Mauro Missana e Barbara Costamagna. Grazie Stefano, grazie per le informazioni puntuali. E con Marco Orioles, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bene, insomma, quindi a Udine sabato scorso è stato inaugurato il terzo centro islamico. Tu sei in treno e un po' anche si nota in questo preciso istante dalla velocità che sta assumendo. Ahimè. Si è inaugurato il terzo centro islamico con qualche preoccupazione da parte della popolazione, però tu ad esempio hai cercato un po' di gettare acqua sul fuoco, partecipando innanzitutto a questa inaugurazione, ma anche con le tue pubblicazioni di questi ultimi anni che descrivono le seconde generazioni come portatrici di qualcosa di diverso all'interno della società italiana. Certo, sottolineerei due punti, che innanzitutto io osservo da tempo lo sviluppo appunto dell'Islam in termini organizzati, cioè non in termini di presenza di musulmani, ma di comunità e quindi anche di luoghi di culto, e poi ho rivolto la mia attenzione a questa presenza nuova dei figli delle seconde generazioni, che pongono anche una sfida interpretativa, perché sono soggetti che si muovono a cavallo tra più mondi, cioè tra una identità legata alle origini, che poi spesso sono le origini dei genitori ma non di loro, che magari non hanno mai visto il paese del papà o della mamma, e una identità occidentale, perché non dimentichiamo che questi ragazzi, tra l'altro c'è stato anche uno sviluppo legislativo, come ben sapete, la riforma sulla legge della cittadinanza che agevola l'accesso appunto all'istituto della cittadinanza per le seconde generazioni. Sull'aspetto della terza moschea udinese, come dici tu giustamente, si è accesa immediatamente la polemica, non solo perché questo sviluppo ha dato una conferma a chi ritiene che siamo appunto sotto invasione e peggio in piena islamizzazione, ma per la scelta dell'ubicazione, perché non so se tu l'hai detto in trasmissione, Mauro, ma questo luogo di culto sorge nel quartiere multietnico di Udine, nel quartiere della stazione ferroviaria, e quindi rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta nei confronti dei residenti che nell'arco di poco più di 3 lustri hanno visto letteralmente mutare l'aspetto, l'identità del quartiere. Sono molte le cose da dire, ma mi fa piacere che tu abbia sottolineato che io ho desiderato fortemente non solo essere presente all'inaugurazione, ma anche dare una mano a questi giovani del Bangladesh che hanno fatto una cosa molto importante. Non so se l'hai detto, ma c'eri anche tu all'inaugurazione. Non l'ho detto, ma non vorrei suscitare clamori. C'ero anch'io proprio per portare una testimonianza diversa. C'erano dei ragazzi rappresentanti delle comunità musulmane. La cosa che mi ha colpito, c'erano i vicini di casa del presidente di questo, Mauro diceva di che questo c'era circolo culturale. Gente anche esterna, non i vicini di casa, ma chiaramente gli amici che si erano fatti nel corso degli anni. Quindi vuol dire che non è questa volontà di integrazione, c'è sostanzialmente, ecco, non sono due mondi che non dialogano. Che ne dici tu, Marco Orioles? Ma allora, mettiamola così, allora una moschea di quartiere, no, per quanto provocatoria possa apparire l'iniziativa, può favorire finalmente l'incontro con queste culture, con questa religione che tanto ci spaventa, ma per motivi oggettivi, per l'amore di Dio, qui non possiamo negare la realtà di un mondo nel caos in cui ci sono dei gruppi criminali che in nome di Dio fanno cose terribili, ma ripeto, la presenza finalmente di un luogo fisico in questo quartiere simbolico della città, dove si può vedere come si professa la propria fede, come si prega, si possono vedere fisicamente con i propri occhi, magari anche avvicinarci ai musulmani e fare
quel contatto che spesso non è alla portata di tutti e in assenza del quale si è lasciati ai pregiudizi, agli stereotipi. Io credo che sia uno sviluppo tutto sommato positivo. Può sembrare provocatorio quello che dico io, no? Oddio, una moschea è uno sviluppo positivo, invece sì, perché allora le cose sono molto semplici. Il nostro mondo contemporaneo è un mondo di mescolamenti, di flussi, quindi non è puoi cancellare questo aspetto che è un aspetto strutturale. Allora tu puoi o demonizzarlo a prescindere oppure guardarlo con un'ottica costruttiva. Allora secondo me la presenza, c'è un bellissimo titolo di una rivista che tutti conosciamo, l'Imes, una rivista di geopolitica, che qualche anno fa dedica un numero speciale all'immigrazione, in tempi non sospetti, credo fosse il 2007, e lo intitola Il mondo in casa. Allora è vero che gli stranieri, specialmente quando si organizzano in comunità e danno luogo a iniziative, ci danno l'opportunità di Ecco, l'abbiamo perso purtroppo. L'abbiamo perso un po' per strada, ma forse c'è ancora. Ecco, puoi continuare, prego Marco Orioles. Dicevo, il numero di questa rivista, Il mondo in casa, le comunità straniere, specialmente quando si organizzano e danno vita a iniziative, magari anche attività culturali, sulla cultura di origine, sull'identità religiosa, ci permettono di avere accesso a conoscenze che magari solamente una persona che ha risorse e partecipa a corsi può sviluppare. Quindi io direi di guardare con un'ottica costruttiva a questi sviluppi. Poi chi lo sa se proprio con l'attività fattiva che svilupperà giorno dopo giorno questa nuova moschea di Borgostazione non darà modo a qualcuno che fino ad oggi ha visto in modo spaventato l'islamizzazione del paese, non possa cambiare idea. Non dico che debba convertirsi, ma magari possa scoprire la ricchezza di questo fascio di culture che si muove, si aggira attorno a questa religione mondiale. Non dimentichiamo che sono oltre 1,5 miliardi di persone i musulmani. Perché è una religione ormai presente in Europa da decenni, no? Comunque non in Italia, ma per quanto riguarda la Francia ormai ci sono terze, quarte generazioni di musulmani, quindi gente che sono francesi da tutti i punti di vista. Assolutamente sì, infatti non a caso Mauro ricordava prima di questo mio interesse per le seconde generazioni, almeno perché noi in Italia per ora stiamo assistendo all'avvento di questa coorte. In realtà, come lei diceva giustamente, in Europa, in particolare in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, dove l'immigrazione comincia già immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, insomma già ci sono le terze generazioni e si va verso le quarte. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa: la sfida di chi come me studia queste cose è di capire se le nostre categorie interpretative sono corrette, sono utili, perché noi ragioniamo spesso appunto con paradigmi, no? Assimilazione culturale, identità, integrazione, ma queste categorie riflettono davvero la realtà. Io vorrei citare una cosa, una frase bellissima che ho raccolto nel mio ultimo studio sulle seconde generazioni in Friuli Venezia Giulia. Questa di un ragazzo di origini latinoamericane che mi dice, mi ha detto questo, dice: se scoppiasse una guerra che coinvolgesse l'Italia, io andrei sul fronte a morire per il tricolore. Ve lo trovate voi un italiano che dice una cosa del genere? No, pochi. Un friulano poi. Beh, questa è una cosa un po' diversa. Ecco, io voglio ricordare che ci sono 2 testi scritti da Marco Orioles, usciti per editori piuttosto importanti, e dei figli che ne facciamo, l'integrazione delle seconde generazioni di immigrati, la seconda generazione di migranti verso quale integrazione, che tra l'altro ha avuto un certo successo per Carocci Editore anche a livello accademico, vero? Mi sembra di capire. Quindi c'è molta gente che studia l'argomento, Marco Orioles. Assolutamente sì, anche perché stiamo parlando ormai di numeri importanti. Adesso è difficile quantificare, però sicuramente abbiamo superato il 1 milione
di unità in termini di seconde generazioni, se uno guarda chi c'è a scuola e ha origini straniere e chi invece già ha un titolo di studio ed è nel mercato del lavoro. Voi direte 1 milione di persone possono cambiare l'identità di questo paese? Io direi di sì. C'è un progetto a cui sono molto che mi è molto caro, Ecco, purtroppo. Ecco, ma magari del progetto. Ecco, prego, riparlaci del progetto, ti avevamo perso soltanto per un secondo. Sì, dicevo, questo progetto dicevo, 1 milione di persone possono cambiare l'identità del nostro paese? Secondo me sì, addirittura possono cambiare l'economia del nostro paese, perché noi abbiamo in Italia appunto 1 milione di potenziali ambasciatori della cultura italiana all'estero e viceversa. Pensate in termini di scambi commerciali cosa significa avere queste persone che hanno competenze linguistiche e antropologiche innate. Pensate un po' il potenziale in termini di PIL. Beh, no, non è una cosa da Io poco. forse più che cambiare direi arricchire, no? Perché penso che sia una questione di sovrapposizioni, no? Che si cambia migliorando, prendendo il meglio da tutti. Sì, adesso forse il termine che ho usato è un po' impegnativo, cambiare, però sicuramente il cambiamento non ci deve spaventare, perché io rifletto sempre, io ho amici, ho la fortuna di avere amici di ogni età. C'è un caro amico anche di Mauro, giornalista che ormai è in pensione, che ho visto recentemente, e abbiamo fatto questa considerazione che fino a pochi decenni fa, in fin dei conti, il Friuli, la terra in cui abitiamo, era un territorio tutto sommato rurale, e nell'arco di pochi decenni è passato ha passato 3 fasi. Siamo nella postmodernità, abbiamo i quartieri multietnici, la globalizzazione e la postmodernità, è un'accelerazione della storia che può disorientare. Sicuramente può disorientare, specialmente chi non si è mai mosso dal proprio paese, dalla propria città, però con un po' di coraggio superare i timori, si può scoprire, per l'appunto, per citare di nuovo il titolo di questa rivista, che il mondo in casa rende più vivace la vita. Beh, insomma, grazie a Marco Orioles, sociologo dell'Università di Udine, alle spalle tutta una serie di pubblicazioni sul multietnico e soprattutto le seconde generazioni, ricordo, e dei figli che ne facciamo, l'integrazione delle seconde generazioni di immigrati. L'ultimo testo lo si trova in tutti i negozi digitali e fisici di libri. Grazie, buona giornata Marco Orioles, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie, buon viaggio.